Buon pomeriggio a tutti, scusate, non riuscivo a mettere a fuoco. Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Voglio salutare, è importantissimo, Massimo Palmas, un nostro fans che abbiamo incontrato l'altro giorno, ieri l'abbiamo incontrato, Aldo Denotti, Demetrio Di Pasquale, Matt 36, Damiano Satta, Carlo Vasoli, Gianfranco Carboni, Fabrizio Lai, Laura Canton, Vladimir Chemierovski, Marinella S, suo marito Pier Riccardo Di Girolamo, Gigi Nardini, Nicoletta Vitale, Ilenia Ciccone. E come vedete dalla locandina, dal titolo, ho messo Radio Bonaria, sì, perché spesso siamo su Radio Bonaria, quindi seguite Radio Bonaria col mitico giornalista Silvio Kerchi. Poi salutiamo anche Angela Melis, Francesca Melis, che non sono parenti. Ed ora cominciamo. Ottavio Congiu, l'ho sentito stamattina, lo salutiamo. E come vedete dal titolo, voglio cantare una canzone tradizionale sarda, canto in re. E poi proveremo, visto che queste diciamo che sono prove, è uno spettacolo, sì, ma allo stesso tempo è casereccio, sono prove, è molto carino e molto apprezzato per questo. Voglio dire grazie a tutti gli iscritti di questo canale, perché anche se è un pubblico di nicchia, 20.000 persone sono un pubblico di nicchia, non sono 100.000, non è 1 milione di iscritti, sono solo 20.000 iscritti. Però sono contenta, sono molto contenta di questo risultato. Bene, canto in re. Vai Maurizio! Fa parte della nostra tradizione sarda. Tu sei sa primavera, chiasa rosa da lugura, grandiosa nupile pura, dest'universo
grazie, grazie. Ecco, volevo chiedervi, ho saputo una cosa molto brutta, ho sentito una cosa molto brutta e ve la voglio leggere. Una cosa breve, poi vi faremo ascoltare dopo questa riflessione. Vi faremo ascoltare dopo questa riflessione una cosa, una canzone molto bella, penso sia quasi tradizionale comunque della, come si chiama? Del Sud America, Valsigna. Ecco, cosa dovevo fare? Un attimo solo, non mi distraete, perché altrimenti non riesco né a parlare né a dirvi quello che vi devo dire. Ecco qua. Dunque, ho saputo che in Italia ora è sempre più emergenza caccia. Con la nuova legge siamo tutti bersagli. Praticamente, da quanto ho capito, da gennaio 2023 con la legge di bilancio la caccia selvaggia, con la scusa del controllo faunistico, i cacciatori potranno uccidere tutto l'anno, uccidere qualsiasi specie selvatica, anche protetta. 3. Sparare anche in città e nei parchi. Allora, se li vedo io fare una cosa del genere, forse metteranno in prigione me, perché io sicuramente non resterò con le mani in mano se faranno una cosa del genere davanti ai miei occhi, come è già successo. A me era successo di vedere dei maltrattamenti, sono subito intervenuta, io non capisco più niente, proprio io ti metto le mani addosso se tocchi un animale, va bene? Ecco, poi volevo dirvi che fino alle ore 18 la nostra amica Laura Pinna sarà con il banchetto, troverete il suo banchetto Love tutto il giorno fino alle ore 18 oggi in piazza Garibaldi. Poi ci andrò anch'io a firmare, per firmare la petizione e prendere e comprare un uovo. Chi non potrà comprare l'uovo almeno firmi la petizione contro la caccia, vedete? Ecco, si vendono queste bellissime uova, non so a quanto costeranno, insomma, non siate tirchi, comprate le uova per la Love, per salvare gli animali. Bene, ed ora, dopo che vi ho detto questa cosa qui, scrivete anche cosa ne pensate nei commenti, mi farebbe molto piacere conoscere la vostra opinione. Ed ora continuiamo con Maurizio Gastaldi con Valsigna, credo si pronunci così, una bellissima canzone, forse c'è scritto qua è di Chico Buarque, comunque non c'è scritto di dove. Comunque cercatela su internet e troverete tutte le informazioni. Adesso non sto qui a cercare lui tornò più presto, come non faceva quasi più, e non guardò, e la guardò in un modo ben diverso, come non faceva quasi più, e non parlò più dell'aumento, unico argomento dei discorsi suoi, con una strana tenerezza e un poco di amarezza
dissi andiamo fuori, vuoi? E allora lei si fece bella come il giorno che di lui si innamorò. Cercò nel fondo di un cassetto quella camicetta che gli regalò e lui la tenne per la mano come la teneva tanto tempo fa. Come un ragazzo e una ragazza scesero alla piazza e cominciarono a ballare. E al suono della loro danza il vicinato addormentato si affacciò e scese sulla piazza scura e molta gente giura che si illuminò. E furono baci rubati, gridi soffocati che nessuno soffocò. E il mondo fece suoi, e in pace l'alba poi spuntò. Ok, dovrò imparare bene questa canzone, anche Maurizio, tutti e due dovremmo impararla meglio. Comunque queste erano prove. Fatemi sapere nei commenti se vi piace sia questa canzone che l'altra che abbiamo fatto. Ovviamente non voglio nessun giudizio per quanto mi riguarda, perché questa l'ho provata adesso così come se fossi tra amici. L'altra è andata molto bene perché l'abbiamo sempre fatta, insomma, in tanti posti, tante volte. Fatemi sapere anche cosa ne pensate della caccia, e ci tengo molto a sapere cosa ne pensate voi della caccia libera adesso anche nei parchi. Pensate che ho saputo delle cose. Mi avvicino un attimo. Vi racconto 2 episodi veloci, sperando che Maurizio non si arrabbi. La caccia. Che racconti questi 2. Allora, praticamente ho saputo da un cacciatore, questi 3 episodi. No, 4. Allora, il primo che sappiamo tutti, un cacciatore, considerando che prima era vietata tutto l'anno, insomma, solo in certi periodi si poteva cacciare, così. Questo signore ha visto un cespuglio che si muoveva, ha sparato al figlio e l'ha ammazzato. Questo non si è più ripreso, insomma. Ed è una. 2. Un cacciatore ha visto un cespuglio che si muoveva, ha sparato ed era un povero maremano che è morto. 3. Hanno sparato ad una volpe che non c'entrava niente, che non era il loro bersaglio, l'hanno ammazzata ed era in via di estinzione, insomma, questa volpe qua. 3. Poi, cos'è successo? Aspetta, non mi ricordo. Un'altra cosa. Insomma, i cacciatori fanno delle cose schifosissime e neanche lo dicono, perché molte volte purtroppo gli parte il fucile e beccano anche il loro cane, beccano il loro amico, il loro figlio. Non sono persone, insomma, non sono neanche persone molto equilibrate, secondo me, perché pensate che hanno scoperto, gli studi lo dicono, hanno scoperto che le persone che uccidono nei mattatoi, e fare il cacciatore è la stessa cosa, secondo me, perché stai sempre uccidendo degli animali, è la stessa cosa. Non ti puoi divertire uccidendo delle povere creature. Hanno tutti, questi che lavorano nei mattatoi, hanno tutti problemi psichiatrici. Lo sapevate? E in più, cosa volevo dire? Comunque, hanno problemi di
vivere. Ah, e in più volevo dire, lo sapevate che anche gli assassini, chi uccide una persona, prima si esercita, tutti gli assassini l'hanno fatto, si esercitano prima uccidendo gli animali e poi le persone. Quindi chi uccide un animale è potenzialmente assassino, può uccidere anche una persona tranquillamente perché è esercitato, prova quel coso lì, quelle emozioni lì che gli piace, quell'adrenalina particolare e può uccidere chi vuole. Io non sono d'accordo per questa cosa qua. Certo. E quindi niente, vi salutiamo perché dobbiamo provare altre canzoni nuove, io e Maurizio, e vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ciao!